Influenza, il reparto di rianimazione dell'ospedale di Montebelluna è sotto stress, tante le persone con sintomi gravi, serve vaccinarsi, l'appello dell'ULSS 2 rivolto alla zona Novax dell'Asolano. Parla l'ex commessa che ha perso il ricorso contro il PAN Panorama che l'aveva licenziata nel 2022 perché senza mascherina nonostante le indicazioni aziendali. Domani il ritorno dei Panevin nella Marca, ma incertezza diffusa per il maltempo in arrivo del tardo pomeriggio. Arcade, uno dei pochi confermati. Polemica senza tetto in chiesa Santa Maria del Sile. Dopo le tensioni degli ultimi giorni il sindaco ha incontrato stamani il parroco. Dobbiamo risolvere insieme il problema. Parc Vittoria, mentre nasce un gruppo Facebook contro il progetto, viene lanciata l'idea di un referendum tra i cittadini. Il PD propone una data utile. Le parole del titolare della ditta di Oderza, da dove era partito il 52enne tra le 3 vittime dello schianto di Zoppola. Quella mattina poteva esserci con lui anche un collega che si è salvato. A Conegliano le strutture del mercatino di Natale hanno portato anche nuove barriere architettoniche per chi è costretto a muoversi in carrozzina alla protesta di un gruppo di disabili. Domani al via anche nella Marca i saldi invernali che i negozianti avrebbero voluto posticipati, ottimismo comunque nella categoria. Decreto firmato da Mattarella, la città di Pederobba ha ottenuto la medaglia d'oro al valor civile per gli eventi della Grande Guerra. I sopravvissuti seppero reagire con dignità e coraggio ed affrontare la difficile opera di ricostruzione. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso si apre dunque parlando dell'influenza, quella che gli esperti definiscono la peggiore ondata di influenza dal 2008, fa sentire i suoi effetti, lo sappiamo, in tutto il Veneto e anche nella Marca. In particolare il reparto di rianimazione dell'ospedale di Montebelluna è sotto stress, tante le persone con sintomi gravi. C'è l'appello dell'ULSS 2, serve vaccinarsi, rivolto soprattutto alla zona, il distretto Novax, come sappiamo, dell'Asolano. Intanto i pazienti in attesa di intervento sono stati costretti a essere trasferiti a Castelfranco. Il picco era stato previsto, ma forse non in questi termini, perlomeno a Montebelluna, dove nel reparto di rianimazione in meno di 8 giorni i pazienti ricoverati con insufficienze respiratorie giudicate gravissime sono stati 6, hanno un'età compresa tra 42 e 75 anni, sia con patologie croniche ma anche senza particolari fattori di rischio, un record che non si vedeva da tempo e che ha convinto l'ULSS 2 a uscire con un alert specifico. Il reparto montebellunese diretto dal dottor Andrea Bianchin è quindi sotto pressione e questo ha già innescato un effetto domino sull'organizzazione interna. Questo comporta che lui non può accettare pazienti operati e che hanno bisogno di rianimazione, dobbiamo servirci delle rianimazioni di Castelfranco e di altre rianimazioni. Quindi il messaggio del primario era: mi raccomando, dite a tutti che devono vaccinarsi in un'area dove purtroppo pochi si stanno vaccinando per l'influenza. Un distretto dove la percentuale di vaccinazione è molto molto più bassa rispetto a tutto il Veneto e il resto dell'ULSS 2. Non a caso, dice Benazzi, quello di Montebelluna è un unicum. Nelle altre terapie intensive della Marca non ci sono casi analoghi, anzi a Treviso i ricoverati gravi sono 2, ma per Covid, virus che a differenza dell'influenza è in forte diminuzione. Nei nosocomi trevigiani i pazienti Covid sono infatti solo 77. Insomma, ora l'attenzione è tutta per l'influenza stagionale, con i numeri destinati a crescere fino a metà mese, quando si vedranno appieno le conseguenze delle feste e relativi assembramenti. Il perché del picco influenzale è abbastanza evidente. Abbiamo avuto 2 anni dove avevamo le mascherine e quindi eravamo difesi. Oggi quindi ci sono meno barriere e il virus è tornato a colpire. Altro capitolo che vede impegnata la sanità trevigiana, il caso del 27enne montebellunese morto in Toscana per meningite e che il 28 dicembre aveva preso il treno da Montebelluna. Su questo, dice Benazzi, nessun allarmismo. Siamo abbastanza tranquilli perché per fortuna la distanza, il treno, non c'è l'affollamento eccetera, per cui credo che il problema non sia così rilevante come potrebbe essere invece un contatto stretto. Avete sentito, il Covid rispetto all'influenza in questo momento preoccupa meno, ma preoccupava ancora alla fine del 2022 il Covid, tanto che pur non essendoci l'obbligo di mascherina, molte aziende
davano indicazioni precise di precauzione di utilizzo delle mascherine al lavoro. Accadde alla fine del 2022 che una donna, una commessa, fu licenziata dalla catena PAM Panorama a Villorba perché non metteva la mascherina. La donna ha presentato un ricorso che è stato però bocciato. Insomma, il giudice del lavoro ha confermato il licenziamento e oggi è lei però a parlare. L'unica cosa che ho voluto ribadire nel momento in cui sono andata via da lì con il cuore spezzato, che io ero lì per lavorare e che ho fatto solo una cosa nella mia vita: ho rispettato l'articolo della 32 della Costituzione, che probabilmente loro non sapevano neanche che cosa indicasse. Flavia Borella, sindacalista della Fisi, è la dipendente di cui tanto si parla in queste ore dopo che il Tribunale di Venezia ha confermato il suo licenziamento per giusta causa da parte del supermercato di Villorba, dove ha lavorato per 19 anni. Il motivo quello di non aver voluto indossare la mascherina così come previsto dal protocollo aziendale per la prevenzione anti-Covid. Nell'autunno 2022, al momento del licenziamento, dopo una serie di richiami, non c'era più l'obbligo di legge, ricorda l'ex commessa. La fase acuta della pandemia era quindi finita. 18 di novembre, quando era finita anche per il Panorama questo protocollo, loro mi hanno licenziata lo stesso. Io ero lì che lavoravo tranquillamente perché mi avevano riabilitata, mi avevano rimesse nelle chat del lavoro, mi avevano messo a fare gli ordini, mi parlavano come niente fosse. È arrivato il capo del personale, mi hanno chiamato in ufficio, mi hanno chiesto di consegnare tutti i miei oggetti del lavoro, terminalini, taglierini, quello che serviva per lavorare, e mi hanno intimato di abbandonare all'istante il posto di lavoro. Per me è stata un'umiliazione grandissima. Altri casi simili nel resto d'Italia sono finiti diversamente, talvolta con il reintegro dei dipendenti. Da noi la mascherina che chiedevano era una mascherina chirurgica, che tra parentesi la mia azienda, quando me l'hanno fornita, era scaduta, e ho qui ancora il campione dove c'è scritta la data di scadenza, che è maggio 2022, e me l'hanno consegnata a luglio 2022. Sugli scudi l'associazione Resistere, che vede tra le sue anime l'ex sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski, la sentenza del giudice del lavoro che ha avallato il provvedimento aziendale è da condannare. Da domani, invocando il principio di precauzione, sarà possibile imporre da parte delle aziende la mascherina in periodo influenzale o chissà per cos'altro. La posizione, il dibattito, in realtà mai chiuso, si riaccende. Io mi domando se una cosa del genere può far crollare 19 anni di lavoro fatto veramente con il cuore, Torneremo alla cronaca fra poco, adesso parliamo però dei panevin. Ieri abbiamo raccontato come ci fosse il via libera anche a Treviso, insomma, stante le condizioni buone di ARPAV. Adesso però a preoccupare non è tanto lo smog quanto il maltempo che sta per arrivare anche in modo pesante, soprattutto tra domani sera e sabato. E domani sera, come sappiamo, dal pomeriggio si accendono i panevini, allora c'è molta incertezza, i pochi quelli che vengono confermati. Su tutte le nostre zone per domani pomeriggio già inizieranno le precipitazioni, inizialmente è abbastanza deboli, poi si diffonderanno e ci interesseranno invece in modo continuo, diffuso, forte nella giornata, tutta la giornata di sabato e in parte di domenica. Pioverà dunque sui panevin, che in molti casi dovevano tornare dopo 3 anni di sospensioni. 2 per il Covid e nel 2023 per i proibitivi livelli di inquinamento dell'aria. E invece la pioggia in diversi casi li cancellerà per il 4º anno, mentre per molti altri l'accensione è già stata rifissata per sabato 13. È il caso dei falò tra il Piave e il Livenza, con Fontanelle che rinuncia alla cerimonia del braciere e accenderà solo il panevin di Soler. Cerimonia che invece si terrà nel quartiere del Piave. È confermato domani sera a Farra di Soligo la benedizione del fuoco con la partenza dei tedofori alle ore 18 indicativamente, che poi andranno ad accendere tutti i panevin del quartiere del Piave e della Vallata organizzati dalle Proloco alle ore 20. Sarà poi a discrezione di ogni Proloco l'accensione o meno in base al maltempo. Chi invece è granitico nella decisione di accendere è Arcade, con il sindaco Domenico Presti che alle 21, con qualunque tempo, darà fuoco alla catasta più grande della Marca e forse del Veneto, mentre quella più d'altura del Trevigiano, ovvero ad Asolo, l'accensione è già stata spostata per domenica sera.
Incertezza è la situazione prevalente nel resto dei Panevin di Marca, con Treviso e i suoi 10 falò tutti a rischio accensione, ma anche burocrazia. Ogni volta che dovete fare il Panevin sono carte ovunque. Sì, rifare un po' tutto, credetemi, è un'impresa difficile. Poi c'è chi non lo farà a prescindere, come la parrocchia di San Lazzaro, che punta tutto sulla Befana, e Vin Brulé mal coperto. Del resto, già da domani arriverà davvero tanta acqua. Si prevede appunto tra venerdì, sabato e domenica una quantità di pioggia che normalmente cade in tutto il mese di gennaio, che non è un mese piovoso. Naturalmente questo in pianura, sui rilievi oltre i 1000 metri ci saranno delle nevicate abbondantissime. Quindi occhio al maltempo, ma ve ne parleremo anche domani. Allora, abbiamo visto Treviso, andiamo proprio su Treviso e focalizziamoci su Treviso, perché non c'è solo il tema del maltempo, ma c'è anche ovviamente la polemica politica dopo il via libera di Ca' Sugana, le opposizioni che lanciano una proposta di un'unica catasta a rotazione per evitare gelosie, e poi c'è l'inossidabile Giancarlo Gentilini che invece alla fine sferza il sindaco sui falò troppo piccoli per una grande città. Insomma, il dibattito è sempre molto, il caso di dire, acceso. Siccome i livelli di polveri sottili nell'aria adesso sono nella norma, autorizzo i Panevin. Se l'aria è buona non si vede perché debba essere portata a livelli non buoni. Panevin sì per tradizione o no per qualità dell'aria? È questo il dilemma che si ripresenta puntuale a Treviso ogni prima settimana di gennaio. L'anno scorso le polemiche erano per la cancellazione dei fuochi, quest'anno per l'autorizzazione ad accendere, seppur con cataste ridotte e relativa lista di prescrizioni. Abbiamo dimostrato l'anno scorso la nostra sensibilità ambientale bloccando i Panevin quando effettivamente la qualità dell'aria indicataci da ARPA era irrespirabile. Fortunatamente ha piovuto, c'è una certa ventosità, ARPA ci ha dato il cartellino verde e quindi rispettiamo la tradizione. Vice sindaco che non rinuncia però alla stoccata verso le opposizioni. Le opposizioni voglio vedere se domani sera saranno i Panevin a bere vin brulé, perché altrimenti diciamo sono un po' anacronistici. Opposizioni che contestano da una parte la decisione del sindaco, ma dall'altra parte lanciano anche una proposta. Noi sappiamo che i Panevin purtroppo causano un inquinamento atmosferico molto importante e quindi forse una soluzione di mediazione poteva essere quella di realizzarne solo uno, magari a rotazione fra i quartieri, per poter accontentare tutta la cittadinanza, però dall'altro salvaguardare la tutela della salute pubblica. Ambientalmente è meglio farli piccoli ma più diffusi rispetto a farne uno grande. Però per il sindaco l'idea non è del tutto da scartare. È una soluzione che magari ci teniamo a disposizione per gli anni prossimi, non la escludo a priori, però quest'anno, visto che le condizioni ci consentono, no, di tenere viva la tradizione, ci appelliamo allo spirito di responsabilità delle varie parrocchie. Una proposta che i diretti interessati, seppur a malincuore, non scartano. Ci dispiace tanto, però purtroppo dobbiamo tenerci alle normative. Quindi sareste disposti a cedere il Panevin? Ma sì, dai, l'importante è il bene di tutti. L'importante per il grande vecchio della città è che comunque sia grande. Quindi, cari cittadini, caro sindaco, non dire Panevin piccoli, le cose piccole non mi interessano. Treviso è una città grande. E io voglio le cose grandi e anche i Panevin grandi, sia chiaro. Insomma, il dibattito è sempre aperto, vedremo cosa accadrà domani. Poi restiamo a Treviso e parliamo della polemica sui senza tetto ospitati in chiesa a Santa Maria del Sile dopo le tensioni degli ultimi giorni. Il sindaco Mario Conte, che proprio nella nostra prima edizione domenica aveva parlato di Don Giovanni Kirchner, il parroco di Santa Maria del Sile, dicendo insomma qualche volta scivola nella politica. Dopo le tensioni insomma c'è stato un momento di distensione stamattina quando il sindaco ha incontrato proprio il parroco, ha detto abbiamo affrontato le criticità emerse in questi ultimi giorni a cui sono seguite alcune polemiche. Entrambi, è bene ribadirlo, ha detto Conte, siamo concentrati sulla risoluzione dei problemi ed è per questo che con spirito propositivo e nel pieno rispetto di competenze, posizioni e sensibilità ci siamo messi a disposizione per trovare soluzioni che guardino al bene e alla salvaguardia delle persone. La priorità, per quanto ci riguarda, dice Conte, non sono le discussioni, bensì l'ascolto e il soccorso a chi si trova in difficoltà. C'è un altro tema di dibattito in città da tempo, da mesi, è il Park Vittoria. Nasce un gruppo Facebook contrario al contestato
progetto c'è appunto anche l'idea di un referendum. Il PD propone anche una prima data utile. Quella scelta è una scelta molto divisiva. Io per la prima volta vedo la gente che mi ferma per la strada, faccio qualcosa, non lo vogliamo. Io sono sempre stata contraria fin dal 2000 e credo che una scelta così importante, perché è costosa sia nel farlo che nel mantenerlo, sia una scelta che va rimessa alla città. Facciamo il referendum, ho dato anche la data il 31 marzo. Già ipotizzata una data per il referendum chiesto dalle opposizioni sul Park Vittoria. Antonella Tocchetto, consigliera del Partito Democratico e vicepresidente dell'Assemblea, chiede a gran voce che sulla realizzazione del parcheggio sotterraneo decidano i cittadini. E sono proprio loro che in massa si stanno mobilitando affinché il progetto per il posteggio da 430 posti non trovi compimento. Favorevoli per questo ad un possibile referendum i cittadini. Il referendum bisogna farlo. Io lo farò, parteciperò in maniera extra politica, super partes. So che il comune non lo vuole fare, però sarebbe giusto che i cittadini decidessero di una cosa del genere. Prima di massacrare una piazza, prima di massacrare tutta la nostra storia che si trova sotto, bisogna fare assolutamente questo referendum. Posizione chiara quella espressa dall'ideatore del gruppo Facebook Questo parcheggio non sa da fare, che in soli 3 giorni conta già quasi 400 iscritti. Vuol dire che c'è tanta gente che assolutamente non vuole fare questo progetto, non vuole questo parcheggio. Anzi, dirò di più, tanti mi hanno detto: ma perché invece di fare il parcheggio non scavano attorno al monumento, fanno delle teche, fanno vedere i resti? Resti di ogni epoca, quelli che con ogni probabilità si trovano nel terreno sottostante Piazza Vittoria. Resti che, nonostante il via libera della sovrintendenza, potrebbero rallentare i lavori del cantiere. Timore dei commercianti della zona. Il progetto finale potrebbe essere una cosa che valorizza questa zona qua. Il problema è arrivarci. Il problema appunto è i 2 anni almeno di cantiere. Il problema è cosa può venire fuori da questi cantieri e cosa può comportare poi alle attività e ai residenti. È un attimo che dai 2 anni si passi ai 2 anni e mezzo, 3 anni, 4 anni, o che addirittura resti bloccato il cantiere. Noi abbiamo già messo mani avanti, abbiamo provato a chiedere un colloquio al proprietario dei muri e c'è stato già un no categorico su eventuali ritocchi degli affitti. Quindi speriamo che se parte veramente il cantiere non sia così influente sul lavoro. Torniamo alla cronaca, la tragedia di Zoppola nel Pordenonese. Piero si è trovato nel momento sbagliato, al posto sbagliato. Le parole del titolare dell'azienda con sede a Oderzo e nel Pordenonese, dove aveva appena preso servizio il 52enne camionista, una delle 3 vittime dell'incidente. E rivela il titolare: quella mattina poteva esserci con lui anche un collega che si è invece salvato. Passi da noi che il primo giorno o 2, quando arriva un autista nuovo, sia accompagnato dal nostro autista senior, il capo piazzale, diciamo, no? Ma il capo piazzale Francesco in questa occasione non ha ritenuto fosse assolutamente necessario, vista l'esperienza 30ennale che aveva Piero, quindi che ha detto: guarda, vai da solo, è inutile che io venga lì solo a farti perdere tempo. Una decisione all'ultimo secondo ha probabilmente salvato la vita a quella che poteva essere la 4ª vittima del tragico schianto di Zoppola. Invece Pierantonio Petrocca, il 52enne di Valvasone Arzene, era da solo nel tir finito nella scarpata dopo lo schianto tra il mezzo pesante, l'ambulanza e il SUV che ha insanguinato la Cimpello Sequals il 2 gennaio. Un autista con lunga esperienza, Petrocca, al suo primo giorno di lavoro con la Transchiaia, azienda con sede a Oderzo e Valvasone, ma che il titolare conosceva da anni per le sue capacità. Tanto da non sorprendersi da quanto sta emergendo dalle indagini, che sia stata cioè un'invasione di corsia dell'ambulanza a causare la strage nella quale sono morte anche la volontaria della Croce Rossa Graziella Mander e l'80enne paziente Claudia Clement. Piero non aveva nessun'altra responsabilità se non quella di trovarsi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Resta intanto il dolore di una famiglia. Io sono stato a trovare ieri sera, ho visto una famiglia con grande dignità, la moglie che cerca di prendere per mano la situazione, il figlio più grande che cerca di essere guida al figlio più piccolo. E resta la pericolosità di una strada dove soltanto ora si è decisa l'installazione di un tutor. Il punto dove è successo l'incidente è un punto pericoloso, forse il peggior punto della Cimpello Sequals dove so passare.
ecco, magari 500 metri, 400 metri più avanti c'è il rettilineo, c'è una visibilità molto più ampia e la manovra poteva essere fatta lì. Sì, gli autovelox possono essere di deterrente, ma nel punto dove c'è l'autovelox poi la gente continua a correre. Lo hanno controllato mentre di notte camminava a bordo strada a Breda di Piave. Durante la seguente perquisizione, nascosto all'interno di un calzino, gli hanno trovato, pensate, un coltello lungo 30 centimetri. Così un ventenne nigeriano è stato denunciato dai carabinieri di Macerata. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta, ancora molte cose da raccontarvi. Rieccoci in diretta e allora la politica adesso, allarghiamo un po' lo sguardo in Veneto e a Roma perché ci sono state parole importanti oggi della Premier Giorgia Meloni nella conferenza di inizio anno, di fatto doveva essere la conferenza di fine anno, poi spostata per motivi di salute proprio di Giorgia Meloni, parole importanti tra le altre sulla autonomia e questo a pochi giorni dall'approdo in Parlamento del DDL Calderoli. Credo che a uno Stato forte debbano corrispondere autonomie forti e il meccanismo si tiene così. Dopodiché non credo nelle sperequazioni, diciamo, tra nord e sud. L'autonomia non si applica nel senso che racconta qualcuno tolgo a una regione per dare a un'altra regione. L'autonomia stabilisce il principio che se tu gestisci bene le tue competenze e le tue risorse, lo Stato può valutare nel rapporto tra regione e Stato, quindi non nel rapporto tra una regione e un'altra, di darti altre competenze da gestire. Questo è il tema dell'autonomia. Era una delle risposte più attese, almeno in Veneto. Sull'autonomia la Premier utilizza parole nette, come a non voler lasciare troppo spazio né alle speculazioni né agli alleati leghisti. La riforma, assicura Meloni, si tiene con quella del premierato, non solo. Io penso che possa essere un volano anche per il Mezzogiorno. Penso che possa essere un volano anche per il Mezzogiorno la responsabilizzazione della classe dirigente, perché poi guardi che non mi stupisce che i primi a schierarsi contro l'autonomia siano, diciamo, quelli che per esempio spendono peggio i fondi europei. Non mi stupisce, ma credo che un meccanismo di responsabilizzazione da nord a sud faccia semplicemente andare avanti e meglio quelli che sono più bravi. Da Palazzo Chigi a Palazzo Balbi è un attimo e Luca Zaia coglie subito la palla al balzo. Mai la Premier si era espressa tanto esplicitamente e favorevolmente su questo tema, afferma Zaia, blindando di fatto le dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si è materializzato, dice ancora il governatore, un importante passo avanti, il miglior viatico per la discussione in Parlamento che inizierà a metà gennaio. Chiaro che anche sul terreno dell'autonomia si giocherà la partita in vista delle europee, non tanto perché Bruxelles c'entri qualcosa, quanto come primo vero banco di prova prima delle regionali 2025, con il segretario della Lega Alberto Stefani che sta lavorando a un emendamento per togliere di mezzo il vincolo del terzo mandato e quindi poter ricandidare Zaia. La Lega comunque merita il Veneto per storia e lavoro, ha ribadito Stefani al Gazzettino, chiudendo la porta di fatto a candidature di forzisti e meloniani. Sul terzo mandato la stessa Meloni in conferenza stampa ha detto che decideranno le Camere. Per il Partito Democratico Veneto però meglio guardare alla sostanza. C'è un aumento di pedaggi autostradali, di biglietti di treni, di aumenti che sono costretti a fare i comuni. E quindi io penso che la priorità debba essere affrontare il tema del costo della vita per i cittadini e devo dire non si sta facendo con efficacia e con serietà e assieme a questo l'altro tema è quello della salute dei cittadini e cioè di garantire una sanità pubblica in grado di dare risposte a tutti quelli che si devono curare. Li speravano posticipati i negozianti, parliamo dei saldi, così non è stato, si parte però domani anche nella Marche, c'è comunque ottimismo almeno nelle previsioni. In genere acquistiamo in caso di necessità, non aspettiamo i saldi, però se dovesse esserci qualcosa di veramente interessante allora sì. Siamo pronti. Avete già un budget? Ecco, non proprio diciamo, non No. proprio. Dipende dalla circostanza, dipende da tante cose. Abbigliamento? Più che altro abbigliamento, sì, abbigliamento. Siamo appena rientrati dalle vacanze, quindi
non siamo ancora... Però qualcosa prenderete probabilmente. Ma penso di sì, certamente, sì, andremo a vedere in qualche negozio qua o centri commerciali magari. Budget ce l'avete già? No, sinceramente. A seconda di quello che vedete. Di quello che troviamo. Soprattutto abbigliamento o altre categorie? Soprattutto abbigliamento, uno zainetto che devo cambiare, stavo appena dicendo, uno zainetto che devo sostituire e poi dipende da quello che si trova. Non ci penso proprio. Perché? Poi se capita che trovo qualcosa di interessante sicuramente approfitterò. Andrà per vetrine da domani? Sì, dai, sì, bisogna girare un po' e vedere, guardare. Che genere di articoli? Sportivo, casual, veloce, le cose veloci, sì. Non va... C'è già anche un budget? Non lo so, quello che vedo mi ispiro, compro. Sicuramente sarà cosa 100 euro, 200, non lo so, staremo a vedere. La marca è pronta per i saldi invernali. Alla vigilia dei tanto attesi sconti, Federmoda si attende risultati migliori di quelli dello scorso anno. Dopo un 2023 in cui gli acquisti non sono decollati come si sperava, quest'anno si prevede un aumento tra il 7 e il 10% rispetto all'anno scorso. In tutto il Veneto si stima una spesa personale di 145 euro, mentre le famiglie spenderanno in media 310 euro. Sui saldi invernali, dunque, sembra allungarsi la scia positiva di un dicembre vivace, dopo un ottobre e un novembre quasi disastrosi a causa di una condizione climatica che ha disincentivato l'acquisto di ogni capo caldo. Federmoda fa sapere che sulla ripresa dei consumi stanno influendo la crescita dell'occupazione, l'arresto dell'inflazione, nonché la tregua sui prezzi dell'energia. Dati incoraggianti secondo Federmoda, balsamo prezioso per i conti in affanno del commercio di prossimità. A Conegliano adesso con la protesta di un gruppo di disabili che avete potuto vedere anche in diretta durante la nostra prima edizione. Nel mirino c'è il mercatino di Natale. Siamo in centro a Conegliano e siamo nel mezzo, diciamo, dell'attività natalizia. Ma per chi è costretto a muoversi sulla sedia a rotelle si aggiungono in questo periodo natalizio altre barriere che fanno aumentare l'arrabbiatura. Siamo non solo arrabbiati, non poco, perché è una vergogna che non ci diano ascolto. Ecco un esempio, questi dossi che proteggono i cavi elettrici ma che sono troppo alti per le ruote delle carrozzine. La carrozzina, essendo con le ruote piccole avanti, adeguata, diciamo, per il mio tipo di disabilità, non riesce praticamente a superare questi ostacoli così alti. Quindi per cui praticamente siamo penalizzati da questa cosa, nonostante abbiamo fatto presente più volte. Ed ecco la situazione reale, la carrozzina non riesce a superare l'ostacolo, le ruote girano a vuoto con il pericolo di far cadere chi è a bordo. Pochi metri più in là la situazione non cambia. Con l'allestimento di Natale questa struttura blocca completamente il passaggio pedonale. Impossibile passare, occorre fare un lungo tragitto alternativo. Gli amministratori praticamente non si rendono conto che esistiamo anche noi in questa città, perché purtroppo di questo non si tiene conto. E allora noi purtroppo ogni volta dobbiamo ribadire queste cose, sempre le stesse cose. Potete vedere, ecco, quei passeggini e quant'altro, però per noi è impossibile, impraticabile, è impossibile accedere. Questo vuol dire, cari signori, vuol dire alta discriminazione. Volete metterlo in testa? Nonostante che la legge sul PEV, lo dico per l'ennesima volta, è da quasi 48 anni che esiste, riconosciuta dall'ONU e quant'altro. Signori amministratori, per piacere. E se c'è chi alza la voce per farsi ascoltare, c'è anche chi è più rassegnato, ritiene inutile battersi troppo e preferisce con amarezza adattarsi alla situazione. È una questione di senso civico, no? E la città come Conegliano, piuttosto che altre città del nord, basta andare a Treviso, basta andare da altre parti, non sono preparate ad accudire le persone disabili. Andare dove si può, evitare di andare in certi posti, anche perché manca il senso civico. Secondo noi sensibilizzare e mostrare le difficoltà è importante per smuovere le coscienze dei cittadini, ma anche degli amministratori. La risposta di quelli di Conegliano la raccoglieremo quanto prima. Domani sentiremo il sindaco Chies cosa dice a proposito di questo fatto. Adesso andiamo a Pederobba con una bella notizia, perché il Comune ha ottenuto con decreto sottoscritto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d'oro al valor civile per gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Durante il primo conflitto mondiale, recita la motivazione che vediamo proprio in mano al sindaco di Pederobba.
Pedroba fu teatro di violenti scontri che causarono la morte di numerosi cittadini e la distruzione dell'abitato. La popolazione, costretta allo sfollamento e l'evacuazione, nonché all'abbandono di tutti i beni personali, dovette trovare rifugio in zone più sicure, tra stenti e dure sofferenze. I sopravvissuti, recita ancora la motivazione, seppero reagire con dignità e coraggio agli orrori della guerra e affrontare con il ritorno della pace la difficile opera di ricostruzione. Ricordiamo peraltro che la città a settembre aveva già ricevuto la medaglia d'argento quale riconoscimento per gli atti di coraggio e virtù civica vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente dopo l'arrivo di questa notizia, in questi giorni il Comune di Pedroba organizzerà una cerimonia ufficiale proprio per il conferimento della medaglia d'oro al valor civile per la Grande Guerra. Per quanto riguarda i presepi, li vedremo come sempre i vostri presepi nella rubrica alla fine del telegiornale, però adesso vediamo qualcos'altro, cioè torniamo alla mostra dei presepi di Villa Margherita aperta fino al 31 gennaio perché c'è un altro presepe importante, artistico, che vi vogliamo ricordare, un presepe dedicato al tema della pace nel ricordo di un alpino nella tregua di Natale del 1917 sul Monte Grappa. Dopo il presepe che avete visto dedicato a Giulia Cecchettin, adesso vorrei farvi vedere e far visitare a tutti i trevigiani, non solo, il presepio della pace. Questo presepe bellissimo fatto da questo preseparo Guido Cortese di Tiene, che oltre a quello di Giulia Cecchettin ha fatto anche questo che rappresenta questi soldati in guerra però che a Natale hanno fatto pace e si stringono la mano. Statuine in terracotta curate in ogni minimo dettaglio, quelle scolpite da Guido Cortese, maestro artigiano appassionato di presepi, che ha voluto donare alla 13ª edizione della mostra dei presepi artistici sulle natività di Villa Margherita un inno alla pace ricordando la tregua di Natale del 1917 sul Monte Grappa attraverso il racconto di un alpino. Erano 3 giovani come noi, anche a loro mancava il Natale e la loro famiglia lontana. Guardammo increduli 3 austriaci che ci fecero il segno della croce e poi intonarono la loro canzone, la melodia conosciuta anche da noi. Così ci siamo uniti al canto dei nemici che in quel momento magico sentivamo come fratelli. Un unico canto in 2 lingue nella terra che era stata teatro di dure battaglie. Presepe, quello della pace, che ha allestito la mostra aperta fino al 31 gennaio con tante altre opere da ammirare realizzate da tanti appassionati. Dedico questa lunga, bella storia di Natale a tutte le persone che sono ancora in guerra, a questi ragazzi, a questi giovani, alle loro famiglie, ai loro cari. Veramente buon Natale, se si può ancora dire, ma buon anno sì, 2024, e speriamo bene. Ve lo ricordo, la mostra è visitabile fino al 31 di gennaio, quindi c'è ancora molto tempo. Adesso lo sport, quello che si è appena chiuso, è stato un anno davvero da record sotto tutti i punti di vista sportivo e non solo per il Benetton Rugby. Quello che si è appena iniziato può essere ancora migliore per la squadra. È stato un 2023 da record per il Benetton Rugby, record in campo con la semifinale di Challenge Cup e ora a metà campionato il secondo posto in classifica nello United Rugby Championship mai raggiunto da una squadra italiana e record anche fuori dal campo con i quasi 79.000 spettatori da gennaio a dicembre al Monigo che ha registrato per ben 6 volte il tutto esaurito. Era un po' prevedibile col fatto di aver iniziato 14 anni fa e non avendo nessuna esperienza di questo campionato e passo dopo passo siamo arrivati, diciamo, a questo punto. Ora evidentemente dobbiamo solo confermarci e cercare di costruire ancora di più. E poi l'impennata di numeri sui social e il 1 milione di persone che complessivamente hanno seguito la squadra in tutto il mondo e il 2024 è appena iniziato. Siamo anche orgogliosi di quello che abbiamo fatto, però siccome non abbiamo vinto ancora nulla, quindi pensiamo che la strada da percorrere è ancora, diciamo così, non dico lunga, ma comunque impegnativa.
Infine allo studio un progetto per ampliare la capienza dello stadio iniziato nel 2009 e che, perfezionato a febbraio, partirà a giugno. Inserire questa tribuna, diciamo, sul lato sud, dove ci saranno le 2 biglietterie e un'area adibita a negozi con 1500 posti. Tornando al campo, il Benetton giocherà venerdì 12 gennaio in Inghilterra a Newcastle per il terzo turno di Challenge Cup. E adesso andiamo nel bellunese. È una comunità scioccata, in lutto, quella di Ponte nelle Alpi, che alle prime ore di questa mattina ha preso la notizia della morte di Walter Fontana, 65 anni, stroncato da una malattia fulminante, tecnico geometra, persona integerrima di grandi valori umani. Walter Fontana era conosciutissimo nel bellunese, membro della cooperativa di polpette e colonna della festa dell'unità che ogni anno si celebra al PUS di Ponte nelle Alpi. Era una persona di grande qualità, ricorda il sindaco Paolo Vendramini. Walter Fontana lascia la compagna Monica e la figlia Giorgia. Le esequie in forma civile non sono ancora state fissate. C'è stato un grave incidente a Peaio di Vodo di Cadore nel pomeriggio. Qui una jeep si è cappottata in strada, mandando letteralmente in traffico il tilt con lunghissime code in entrambe le direzioni. La situazione inizialmente sembrava molto grave, sembrava ci fosse anche una vittima, ma l'allarme è parzialmente rientrato con l'arrivo tempestivo dei soccorsi. 3 i feriti, 2 donne e un uomo portati in ospedale comunque con lesioni gravi. Sul posto, oltre a Falco, 2 le ambulanze, una da Cortina, l'altra da Pieve di Cadore, a regolare la viabilità, diverse pattuglie delle forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Anche nel bellunese domani partono i saldi, allora anche qui si spera, soprattutto a Belluno, che ci siano dei risultati migliori rispetto a un Natale definito magro. Domani iniziano i saldi, i negozianti sperano che possano andare bene, mediamente i bellunesi pensano di sfruttarli. Ci aspettiamo che partano, che abbiamo bisogno che prendano forza e vigore, mai come quest'anno, dato che l'esercizio che abbiamo avuto non è stato dei migliori, dato il tempo, date tante le circostanze. Adesso abbiamo bisogno, abbiamo i magazzini pieni, i negozi pieni, ben assortiti, che vengano in tanti a fare acquisti. La stagione è stata un po' complicata, un po' per il freddo che ha tardato a venire e un po' per la situazione attuale economica in Italia. E nei saldi ci aspettiamo che la gente abbia un po' più voglia. Io sono sempre molto ottimista di natura, però non credo che quest'anno ci sarà la folla, insomma. Posso chiedere se farà uso dei saldi? Sì, sicuramente, sì, assolutamente sì. Assolutamente, grazie. Sì. Lei, signora? Sì, speriamo di sì, speriamo di trovare qualche bella occasione. Si farà uso dei saldi. Lei? Sì, probabilmente sì. Se c'è qualcosa di cui ho bisogno, magari ne approfitto e lo prendo adesso. Si trova sempre qualcosa di bello per il prossimo inverno, ci sta, e in realtà anche per usarlo in fine stagione. Farà uso dei saldi? Sinceramente non lo so, qualcosina ho già acquistato e quindi se capita l'occasione volentieri. Saldi di cui abbiamo parlato per salvare un inverno nel quale i negozianti ci dicono il Natale non ha dato i risultati che si sperava. Noi abbiamo lavorato comunque bene, però ci si aspettava qualcosina in più, sicuramente, un po' più di movimento anche. Solitamente il Natale ci dà più soddisfazione, soprattutto nei regali, ma quest'anno è stato un po' sottotono. Il Natale è deluso, per carità c'è stato un po' di movimento, ma cosa vuole? Ormai abbiamo avuto la promozione del Black Friday, la gente si era già un pochino approvvigionata. I motivi per gli acquisti sono tanti, i portafogli sono stretti, per cui... Ancora a Belluno, dove si lavora a Palazzo Rosso per riuscire a restituire entro l'anno alla città Palazzo Crepadona, che da sempre è sede della Biblioteca Civile di Belluno. Lo ha comunicato stamane l'assessore alla cultura Damiano in occasione della presentazione di una prestigiosa acquisizione libraria. L'apparenza non tragga in inganno, questo volumetto con copertina quasi anonima edito da Garzanti nel 1939 è di assoluta rarità. Si tratta dell'edizione originale dell'opera di Dino Buzzati, Il segreto del Bosco Vecchio, data alle stampe nel 1935 dai fratelli Treves, che da oggi ufficialmente arricchisce il patrimonio librario della Biblioteca Civica di Belluno. È un libro che riflette un periodo storico
molto inquietante e diciamo orrendo dell'Italia fascista, che fa delle leggi razziali contro gli ebrei, e quindi tra i vari ebrei italiani c'erano anche questi fratelli Treves, che era il più grande editore, il più importante editore sul territorio nazionale, che sono costretti a riparare all'estero e a vendere immediatamente l'azienda. Lo rileva Garzanti nel 1939. Tra i primissimi libri pubblicati troviamo la ricopertinatura delle rese dei 2 romanzi di Buzzati, di rarità grande, trattandosi di edizioni tirate in non più di 1000 esemplari. Un espediente geniale che consentì di rimettere sul mercato l'opera di Buzzati. Il volume è stato acquistato per 1.000 euro dal comune di Belluno, che l'ha rintracciato alla libreria d'antiquariato Pontremoli di Milano. Questo naturalmente arricchisce il patrimonio culturale della biblioteca civica, intendendo essa come uno scrigno prezioso a sua volta, dove giovani e meno giovani possono andare a consultare tanti libri, e questo naturalmente è un vanto e un orgoglio per la cultura bellunese. La biblioteca civica risulta così essere la prima e unica nel panorama nazionale a conservare il maggior numero di edizioni dello scrittore e giornalista bellunese Dino Buzzati, un'acquisizione di alto valore simbolico a pochi giorni dalla celebrazione della giornata della memoria. Siamo molto concentrati nella ricerca sul mercato antiquario di queste che mancavano alle nostre raccolte. Ora ne abbiamo praticamente quasi tutte. Questa però è una chicca molto particolare che abbiamo solo noi sul territorio nazionale e che siamo contenti di avere, anche perché appunto ci fa capire anche un periodo non solo della letteratura ma anche della storia. Siamo in chiusura e come sempre ci sono i vostri presepi, continueremo anche dopo l'Epifania perché ce ne sono tantissimi ancora da mostrarvi. Di solito ve ne mostriamo più presepi insieme, questa sera ne vediamo uno molto particolare però del signor Giuseppe Merlo di Montebelluna, e con questo vi salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Anche quest'anno ho fatto i presepi, diverso dagli anni scorsi, perché quest'anno non ho fatto le montagne, ho fatto la colline, pianura, pene e montagna. Sì, molto più verde, sì, un presepe molto più verde. San Andrea, numero 37. Faccio tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i telespettatori. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento del tempo sul nostro territorio per tutto il weekend dell'Epifania e anche oltre. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 gennaio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, ma sarà in prevalenza asciutto. Dal pomeriggio precipitazioni via via più diffuse e anche intense, con quota neve attorno a 1200-1500 metri sulle Prealpi, 900-1200 metri sulle Dolomiti. Le temperature avranno un andamento piuttosto irregolare, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 7 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo le prime piogge nelle ore pomeridiane, la sera più diffuse, con deboli nevicate in montagna oltre i 1000-1300 metri. Nella notte precipitazioni ancora più abbondanti. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 9-14 all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dal pomeriggio non mancheranno precipitazioni via via più moderate in serata e nevose, per lo più oltre i 1000 metri. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.